Dunque dicevamo, problemi tecnici non ci hanno permesso di iniziare in tempo con il primo minuto di gara. Adesso invece siamo online, dunque inizia Futsal Emiri contro Palermo Futsal Club. Abbiamo dunque Formazione Rosanero che si schiera con in porta Michele Morana, e questo è un esordio assoluto in maglia rosanero. Poi Lorenzo Chinnici, Vivarelli, Catania e La Fiura per completare questo quintetto. L'altra parte invece vediamo tanto Vivarelli calcia subito in porta e trova anche il gol. 1-0, la sblocca immediatamente la squadra rosanero con questo diagonale di Vivarelli, che trova quindi il suo secondo gol in campionato. 0-1 il risultato. Dunque stavamo presentando invece il quintetto del Futsal Emiri con tra i pali vediamo Gaetano Arcilesi, poi centrale Roberto Bonanno, vediamo poi Iacona con la 4, con la 3 Di Gregorio e infine Gioeli che indossa la numero 7 e si schiera lì davanti. Tanto Bonanno sul secondo palo cerca Di Gregorio, poi molto bravo Morana a chiudere. La Fiura non vuole sbagliare qui nulla e infatti si appoggia su Catania. Dunque dicevamo nell'intro che purtroppo è stata persa all'inizio, con dati statistici che potrebbero essere molto importanti, perché nonostante il Futsal Emiri non sia una squadra che gioca con la classifica, in realtà i punti raccolti sarebbero ben 16 e di conseguenza questa squadra si troverebbe al secondo posto. Intanto Vivarelli ci ha provato con questo mancino, ha tolto anche una deviazione ma ha tolto soprattutto la traversa e non è la prima della sua stagione. Ricordiamo infatti quella in Coppa contro l'Atomo Networks, che è stato un grande tiro da fuori. Sarà dunque calcio d'angolo con Catania che chiama uno schema, si muovono dentro l'area di rigore La Fiura ma anche Chinnici, fuori invece Vivarelli che va in anticipo, poi invece viene lui a sua volta anticipato. Chinnici, Vivarelli, La Fiura, Lorenzo Chinnici, cambia tutto dalle parti di Francesco Catania che vede uno spiraglio per servire Chinnici, poi ci ripensa, torna quindi da Vito La Fiura. Catania, Vivarelli gioca molto bene adesso squadra rosanero. Catania per La Fiura, anticipo ottimo da parte di Iacona. Dunque dicevamo come in realtà il Futsal Emiri sia una squadra che sta in realtà facendo anche un grande campionato. Intanto Vivarelli vuole saltare tutti, poi ci ripensa. Dunque 16 punti raccolti fino a questo momento, sarebbero la squadra insieme all'Atomo Networks un po' a tenere testa in questo campionato al Palermo Futsal Club, che invece ne ha 24, 8 vittorie, una sola sconfitta, tra l'altro nell'ultimo turno contro il No Camp Capaci. Sarà dunque rimessa con Lorenzo Chinnici. Vivarelli pensa forse per un attimo alla conclusione, poi La Fiura sbaglia il tocco. Bonanno, buono qui il passaggio per Gioeli che punta Chinnici. Gioeli allarga il gioco per Bonanno e poi Michele Morana super. Questa è la prima parata in maglia rosa-nero per l'estremo difensore arrivato dall'Atomo Networks. Poi Di Gregorio, Gioeli, spalla porta, calcia subito, la tocca Chinnici, poi Iacona, scontro con Luca Vivarelli, palla in rimessa laterale, però Futsal Emiri sono vivi più che mai. Catania, ricordiamo oggi l'assenza della panchina di Mister Gentile, continua quindi il suo momento Carmelo Punzina, vice allenatore di questa squadra. Poi lo scontro tra Iacona e Chinnici, con l'ultimo tocco che è del giocatore in maglia azzurra, dunque rimessa per Lorenzo Chinnici che si appoggia da Francesco Catania. Adesso Vivarelli. Chinnici, intanto Bonanno alza la voce un po' con i compagni più giovani. Intanto Catania, salta tutti Catania, allarga Vivarelli, secondo palo! E non arriva Vito La Fiora che qui se la prende anche con il palo, ma che giocata di Francesco Catania. Sarà dunque rimessa tra le però da zona difensiva, invece no, perché calcio d'angolo, c'è stato un tocco. Anzi è calcio d'angolo addirittura, con La Fiora sul punto di battuta. Alza la palla per Chinnici, aggancio delizioso, poi le finte, rientra La Fiura, pressing di Iacona, poi Bonanno fa una grande guardia, Bonanno si autolancia, punta Chinnici ma non lo salta, poi va sulla velocità, più veloce Chinnici, cerca il tocco in mezzo, viene fermato da Iacona, riparte in contropiede del Futsal Emiri.
il dribbling, salta Vivarelli, Iacona, palla per Gioeli, poi la tocca Vivarelli, ma Gioeli ancora una volta lotta, poi Iacona scivolata Vivarelli da terra e poi Catania mette una pezza e si riparte dunque in azione offensiva con Catania, vuole le finte. Si va a chiudere Catania, poi Chinnici allarga, la Fiura col sinistro! Questa non era una brutta occasione, grande velocità di esecuzione per Capitan La Fiura, ma che non trova la porta. Ve lo dico. Vivarelli, Chinnici, Vito La Fiura. Cerca una giocata solitaria, viene fermato poi dall'ottimo raddoppio. Gioeli, magia, Bonanno, guarda la porta, Bonanno! E ancora Morana assume, poi Gioeli di testa! E poi non riesce a salvarla. Luca Vivarelli e pareggio dunque del Futsal Emili che attaccano e riescono a trovare il pari dell'1-1 dopo 7 minuti. Gol di Gioeli, non può nulla Vivarelli. La Fiura si riparte dunque con il risultato di 1-1 è durato soltanto 6 minuti il vantaggio di Rosanero, poi il pari di Gioeli che continua a segnare, ma grande parata prima di Michele Morana, pressione di Catania su Di Gregorio, poi Iacona. Gioeli, Bonanno, c'è la pressione di Vivarelli e La Fiura. Bonanno scarica però su Gioeli, poi allarga male il gioco Catania, calcio subito, la tocca sempre Di Gregorio che fa un buon intervento evitando che la palla possa arrivare su Arcilesi e dunque calcio d'angolo, ma Catania sembra veramente in giornata quest'oggi. La Fiura calcio subito, Gioeli respinge, poi Vivarelli vuole il dribbling su Bonanno, un rimpallo però lo favorisce. La Fiura, lo spazio, può allargare Chinnici, le finte ancora, Chinnici allarga per Vivarelli, palla ancora in mezzo, poi allontana Bonanno e Gioeli può subito ripartire in mezzo a due con Chinnici e Vivarelli, ma anche la meglio, poi sulla Fiura no. E l'ultimo tocco è di Capitan La Fiura, poi Morana addirittura con un dribbling. Qui grande personalità di Michele Morana che salta il suo diritto avversario, poi Chinnici allarga. Catania, le finte, salta tutti, Catania allarga pure per Chinnici, tocco di punta per La Fiura, però Palermo Futsal è troppo spreccone adesso. Qui Catania poteva forse cercare la porta o magari cercare prima i compagni, però fuori Catania, dentro Ninni Scozzari, questo è il suo esordio in campionato, soltanto una presenza in Coppa. Scozzari cerca subito la porta, viene respinto il suo tiro, poi Chinnici, scontro con Bonanno, Morana qui 2 volte, va giù. Ed è fallo di Morana, no? Anzi, no, forse retropassaggio addirittura. Dunque calcio di punizione in 2 per il Futsal Emili. Vediamo chi batterà, probabilmente la potenza di Bonanno potrebbe essere... Bonanno potrà forse appoggiare verso Di Gregorio, però Bonanno è un giocatore che ha un destro molto interessante, lì forse ci immaginavamo una sua conclusione. Bonanno per Di Gregorio di punta e poi Morana con il fianco probabilmente a negare il gol al suo avversario. Nel frattempo si riscaldano sia Ciravici che Billittari, intanto sbaglia tutto qui Iacona, però viene cambiata la rimessa laterale, anzi no, calcio d'angolo, dunque non rimessa laterale. Iacona dietro per Di Gregorio, brutto qui il passaggio verso Bonanno, sale sulla pressione di Vivarelli che scivola un po', poi Bonanno allo spazio, allarga per Gioeli, Bonanno e poi Chinnici mura questa conclusione molto potente del numero 6. Dunque 1-1 dopo 11 minuti di gioco. Nel frattempo
Forse sta per iniziare anche l'avventura di Billy Terry in maglia rosanero, perché è stato chiamato al cambio Luca Vivarelli. Tanto Bonanno! Deviazione da parte di Vivarelli e dunque calcio d'angolo, assedio da parte degli Emiri che continuano a attaccare. Lo schema Bonanno ancora e Gioeli questa volta tocca, anticipando anche Ninni Scozzari. Palla però in rimessa laterale, dunque fuori Vivarelli, dentro Antonino Billitteri, dunque fa il suo esordio l'ex calciatore del Cus Palermo, Iato e anche Delfini alla sua prima partita. Bonanno centralmente, tunnel anche su Scozzari, poi Gioeli, Iacona torna dietro, poi Arcilesi, c'è il conteggio di secondi, lui va veloce a cercare Bonanno, aggancio non perfetto, poi Chinnici riesce a fare passare il pallone e dunque Billitteri e adesso Scozzari. Poi sbaglia Chinnici, errore anche da parte sua. Di Gregorio riesce comunque a mettere una pezza nuovamente il 10. Poi Bonanno, Di Gregorio esce sulla pressione Billitteri, poi Bonanno allarga, Iacona può puntare e cerca la conclusione, un po' troppo pretenziosa forse. Morana appoggia sull'ex compagno Delfini, Antonino Billitteri, che dunque torna da Chinnici e adesso Scozzari. Nel frattempo si riscalda sempre Cirafici. Scozzari mezza 2, si complica un po' la vita quindi in Scozzari tra Gioeli e Di Gregorio, riesce comunque a passare il pallone. Scozzari, c'è largo Billitteri, la Fiura con il tacco, torna dall'altra parte su Scozzari che può puntare l'uomo, ci pensa un attimo, poi la Fiura, Billitteri 1-2, non riesce, poi Bonanno cerca di sprintare, è molto bravo Scozzari ad affondare il tackle e guadagna anche una rimessa laterale, quindi in Scozzari con Billitteri che va a battere rapidamente su Scozzari. Chinnici, la Fiura vuole girarsi, Chinnici, poi Gioeli, ottimo qui a chiudere, poi Chinnici si appoggia dalle parti di Billitteri che non ha ancora calciato in porta, ma ci aspettiamo che forse lo farà presto. Infatti Billitteri prova la conclusione, l'abbiamo chiamato, però soprattutto una deviazione, dunque calcio rimessa laterale, poi Scozzari cerca di autolanciarsi sulla velocità e poi concludere con la punta, viene però fermato all'ottimo intervento difensivo, dunque calcio d'angolo ancora con mister Gentile chiamare gli schemi. Scozzari alza il pallone per Chinnici che può concludere, finta, va sul destro, adesso si complica anche lui un po' la vita, scivola Lorenzo Chinnici, però non c'è fallo. Bonanno, Iacona, si alza dalla panchina anche Gennaro e dunque sarà lui il prossimo a entrare probabilmente al posto di Vito La Fiura, che ha avuto una grande occasione per trovare il gol ma non è stato fortunato. Bonanno, Gioeli cerca un mix tra un passaggio e un tiro. Chinnici, Scozzari, nuovamente da Lorenzo Chinnici, c'è largo La Fiura che scende, infatti riceve anche il pallone, poi sbaglia sulla pressione di Bonanno che attacca la porta, Bonanno e poi La Fiura mette una pezza, salva un po' dal suo errore, insomma ha prodotto un dribbling abbastanza complicato e lì per un giocatore come Bonanno. Di Gregorio, Bonanno, lotta a Billitteri, mezza 2, Bonanno, Billitteri lo porta sull'esterno, poi Gioeli con il tacco illuminante per Di Gregorio, poi ancora una volta il tacco, Billitteri a mettere una pezza e poi Chinnici esce benissimo, palla al piede, La Fiura, il dribbling su Bonanno è secco, poi La Fiura cerca e attende i compagni, va sul sinistro e calcia! E poi Arcilesi la vede probabilmente all'ultimo, palla in calcio d'angolo, ha avuto 15 di gioco, La Fiura vicino più che mai al gol, però adesso il cambio con fuori proprio il capitano La Fiura, dentro Gennaro. Scozzari, Chinnici, Scozzari cerca una conclusione con il mancino, molto pretenziosa da parte del 70. Forse era meglio cercare un'imbucata sul secondo palo.
Bonanno intanto. Bonanno. Tanto l'ingresso da parte di Picone che cerca subito la porta. Bilitteri qui non aveva difeso benissimo in realtà. Chinnici cerca il taglio dei compagni, trova Gennaro, buono qui il suo lavoro, spalla alla porta contro Bonanno. E l'ultimo tocco è anche dello stesso calciatore rosanero, dunque sarà rimessa a trave per il Futsal Emiri. Picone vuole puntare Scozzari, poi raddoppia anche Gennaro, riesce a passare Gioeli, anticipa Morana, Gioeli lascia lì il pallone, Iacona sul secondo palo, qui si divorano il gol il Futsal Emiri con tanto troppo altruismo. Gennaro, sono tutti Gennaro, ancora Gennaro sul secondo palo, anche lui aveva cercato il pallone su Chinnici, ma forse anche qui come nell'azione precedente avrebbe dovuto cercare la porta. Troppo altruismo oggi in campo tra Futsal Emiri e Palermo Futsal Club. In queste due circostanze ci sarebbe potuti essere 2 gol, ma così non è stato. Sarà dunque calcio d'angolo con Bilitteri che la tocca, non riesce a fare il blocco come richiesto dai compagni. Chinnici. Scozzari vuole nascondere il pallone, ci riesce, ma poi termina in out. Chinnici si appoggia su Gennaro, poi l'anticipo di Bonanno. Questo è un duello che probabilmente vedremo per tutta la partita, questo tipo di pallone dato su Gennaro. Intanto Chinnici. Bilitteri può puntare l'uomo, poi si appoggia saggiamente da Chinnici. Scozzari perde un tempo di gioco, anche il 70. Sarà dunque rimessa laterale. Gioca tranquillo, Nel frattempo c'è l'ingresso in campo di Cristian Di Franco al posto di Gioeli. Va subito a pressare Chinnici, vince anche il rimpallo, poi Gennaro, palla di ritorno sempre per Chinnici che sul sinistro vuole apparecchiare per i compagni, non trova però nessuno e dunque rimessa laterale. Bonanno allarga il gioco, c'è Iacona, Picone cerca Di Franco ma sbaglia, poi Chinnici, Gennaro va in avanti contro Bonanno, vuole saltarlo 2 volte, poi torna in ripiegamento difensivo Di Franco, dunque calcio, anzi rimessa laterale. Palermo Futsal che aveva anche iniziato molto bene in realtà la sua gara, poi forse qualcosa non ha funzionato, il gol subito, probabilmente gli ha fatto un po' di carica. Intanto Bilitteri non riesce il dribbling su Picone, poi c'è anche Di Franco. Bilitteri velocissimo su Chinnici. Gennaro si gira, Gennaro calcia! Deviazione di Bonanno, ancora calcio d'angolo, questa buona azione, ancora una volta si cercano veramente tantissimo i due. Sarà rimessa laterale, ma nel frattempo continua il suo riscaldamento Cirafici che potrebbe fare il suo ingresso forse al posto di Scozzari, vediamo. Alza Scozzari per Chinnici che impatta, non va nemmeno impattato male quel 10. No, Antoni, dietro. Arcilesi. Bonanno. Dopo aver ricevuto il pallone da Iacona, infatti lo rilascia proprio a lui, David Iacona, vice capitano di questa formazione. Di Franco. Bonanno. Poi conclusione murata da Bilitteri, molto potente. Il tacco di Bonanno, Picone, Di Franco allarga con il sinistro, Iacona vuole il dribbling, salta Chinnici, poi però deve fare i conti con il rientro di Bilitteri, dunque rimessa la battuta rapidamente, Bonanno, poi conclusione improvvisa, Morana cerca di bloccarla, non ci riesce, mette in calcio d'angolo. Di Franco vuole sfruttare il fisico, non contro Gennaro, poi Scozzari la tocca, quel poco che basta, Bonanno ancora! E poi la deviazione di Chinnici con la testa, sarà ancora corner, ma continua ad attaccare il Futsal Emiri. Nel frattempo si è alzato dalla panchina anche Mattia Mazzone, classe 2004, uno dei più interessanti di questa squadra.
Bonanno, Arcilesi, centra che sbaglia il tocco. Sarà dunque rimessa laterale con Billitteri dalle parti di Chinnici. Riparte l'azione rosanero. Scozzari, brutto qui l'aggancio, poi si riprende. Sbaglia anche Chinnici qui il tocco. Proprio l'imbucata dalle parti di Gennaro, palla che però non è passata. Magia di Chinnici, Billitteri, Gennaro. Quindi Scozzari. Sbaglia il tocco. Iacona, pressione di Billitteri. Adesso cerca di alzare un po' il ritmo il numero 4 e infatti si nota perché i rosanero riconquistano subito il pallone. Gennaro vuole il dribbling, Gennaro passa, Gennaro viene fermato all'ultimo da Bonanno. Qui buona la giocata difensiva da parte del numero 6, poi Gennaro riesce a conquistare nuovamente il pallone ma Bonanno lo porta fuori, poi Di Franco, suolata perfetta a cercare poi Picone, Scozza si fa passare dal pallone ma riesce poi a difenderlo. Rimessa con Morana, intanto dentro Cirafici, fuori Billitteri, questo è il cambio. Chinnici, va di ritorno, poi tocco su Gennaro, l'anticipo prestato di Bonanno, che sta facendo una grande gara, intanto fuori proprio Billitteri, dentro Cirafici, lui che ha segnato nella gara di andata il gol del momentaneo 2-0, poi sul 5-3 totale. Scorza cerca di nascondere il pallone, Iacona però con un contrasto manda la palla in rimessa. Gennaro si gira molto bene, sembra in giornata anche Gabriele Gennaro, però forse è il giocatore che al momento di rosanero sembrava essere più in partita, sembrava essere Francesco Catania. Sarà rimessa intanto per il Futsal Emiri con Picone che torna dietro per Bonanno che ci pensa e calcia. Gennaro respinge. Bonanno avanza e cerca un compagno sul quale appoggiarsi, gli dà l'appoggio di Franco ma lui vuole fare tutto da solo, adesso si appoggia dietro Picone, c'è largo Iacona, non lo serve, va da Di Franco. Bonanno, Bonanno esce in pressione Cirafici, buon lavoro Cirafici, la riconquista Chinnici, cerca il pallone su Gennaro, chiude però tutto in anticipo Bonanno che riparte, sbaglia anche lui però, Chinnici per Gennaro, pallone forse un po' troppo profondo, riesce comunque a tenerlo in campo, poi la finta e qui il Palermo Futsal Club spreca malamente un 3 contro 1 come anche sentiamo dagli spalti mister Gentile che non è probabilmente contento della prestazione dei suoi ragazzi. Risultato di 1-1, serviva a dare delle risposte dopo la sconfitta contro il No Camp Capace. Al momento sembrerebbero non esserci queste risposte. Cirafici, Chinnici, Scozzari di prima, sbaglia però Ninni Scozzari. Ninni, la prossima, Ninni, la prossima. Il tempo è pronto a entrare Mattia Mazzone al posto di Scozzari, questo è il cambio. Dunque rimane invece tutto il tempo Chinnici, intanto ottimo Gennaro ad anticipare, poi Chinnici, sempre Gennaro, palla di ritorno, forse un po' troppo profonda. Sciattarella in campo e poi serve Scozzari che cerca la conclusione con il rientro ancora di Picone che gli nega questa giocata. Scozzari alza dolcemente, Bonanno ha capito tutto, poi prova il sombrero su Cirafici. Effettivamente era la terza volta consecutiva in un calcio d'angolo che per il Futsal Club tentava questo tipo di giocata. Bonanno è andato in anticipo. Gennaro, tacco, illuminante, Chinnici, c'è Cirafici che vuole il sinistro, poi scambia con Gennaro, palla ancora in mezzo per Chinnici, salta tutti, Chinnici, poi chiude Bonanno che in una bocca la finta, sa che il suo avversario è mancino, lo va a fermare, intanto Di Fresco cerca il contrasto ma non riesce, Chinnici cerca il secondo palo,
non trova nessun tocco. Nel frattempo è entrato anche Michele La Barca, classe 2008, insomma il più piccolo in campo. Vediamo come si comporterà il numero 11. Bonanno, conclusione Morana. Era una palla velenosa perché Gioli era pronto ad intervenire in tap-in. Morana si è chiuso quasi come un riccio. La palla dunque non è scappata. Scozzari, Chinnici. Gennaro scambia con Scozzari, palla di ritorno. Gennaro e Bonanno fa un buon contrasto, però Gennaro ha preso una brutta botta. E infatti è molto dolorante. Intanto fuori Scozzari, dentro Mazzone, però il gioco è fermo. Entra anche mister Punzina a cercare di valutare le condizioni del proprio calciatore. Sembra molto dolorante qui Gennaro. Risultato di 1-1, minuto 27 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Nel frattempo Gennaro non è d'accordo con la decisione del direttore di gara di non sanzionare questo intervento come falloso. Nel frattempo è entrato in campo anche l'altro Iacona, sono due, ricordiamo, David Iacona e Kevin Iacona. Adesso Kevin. La prossima cambio, Gianni. Dai. Pressione alta di Mazzone, poi La Barca, Chinnici, Gennaro, può calciare! E trova soltanto l'esterno della rete. Cirafici chiedeva questo pallone ma non gli è arrivato. Invece Gennaro ha cercato la conclusione, forse anche l'ultima di questo primo tempo per l'attaccante, perché arriverà il cambio per la Fiore. Tanto fallo di Chinnici su Gioeli. Apri. Sarà calcio di punizione con Bonanno che proverà l'ennesimo tiro della sua partita. Veramente calciato tantissimo. Tanto mister Gritto a chiamare gli schemi per il futsal Emire. Ma Bonanno probabilmente vorrà calciare in porta. Come lui da lì deve calciare. Bonanno qui scivola. È stato anche molto sfortunato il 6. Stava per arrivare il pallone in realtà sulla Barca. Cirafici per Chinnici. Sale il 10. Le finte. Si allunga il pallone. La Barca salva tutto. La Barca ancora. Poi cerca il compagno. Mazzone lascia scorrere. Non c'è stata nessuna deviazione. Sarà rimessa dal fondo. Mazzone. Chinnici. Cirafici, scambio con Mazzone, poi Bonanno va dritto sul pallone, però l'ultimo tocco è proprio il suo. Mazzone torna dietro, Chinnici cerca uno spiraglio per Gennaro che vuole girarsi in mezzo a due, non riesce. Gioeli, La Barca non sa che fare, Gioeli si appoggia, poi palla di ritorno, ancora La Barca portato verso l'esterno e calcia, poi la tocca Morana, sembrava abbastanza evidente da qui il tocco, non per il direttore di gara. Poi dentro la Fiura per Gennaro. Cirafici, Chinnici, Cirafici, qui Bonanno va dritto sull'uomo. Sarà calcio di punizione. Da qui potremmo immaginare uno schema, ma forse la Fiura ha magari altre idee da questa distanza. Minuto 29 e 45 secondi, probabilmente l'ultima azione della partita. Non ci sono state delle interruzioni, dunque immaginiamo, ipotizziamo che questa possa chiudere il primo tempo. Fischio da parte di direttore di gara con la Fiura che cerca invece uno schema, però male verso Mazzone, ma dunque finisce il primo tempo, risultato di 1-1 tra Futsal Emiri e Palermo Futsal Club. Per il rosanero gol realizzato da Vivarelli, per i padroni di casa gol di Gioeli. Noi intanto vi lasciamo, ma sempre per qualche istante, perché solo qui su canali di Sportisili il secondo tempo della sfida. A dopo. Ho visto una buona partita della mia squadra, ho visto
ho visto un gruppo che ha cercato e ha voluto questa vittoria. Venivamo da una sconfitta la scorsa settimana all'ultimo minuto, in una partita dove eravamo in 10, quindi avevamo lottato fino all'ultima palla, poi l'episodio finale ci ha condannato, quindi oggi i ragazzi sono entrati con una carica maggiore rispetto a tutte le altre partite. Fin dall'inizio abbiamo imposto il nostro gioco, le nostre idee, abbiamo fatto una bella partita. Ho visto un'ottima Academy, ancora paghiamo qualche piccolo errore di inesperienza, oggi soprattutto nel gol di loro, una palla che avevamo per un infortunio allontanata noi fuori, sportivamente gli avversari ce l'hanno ritornata e noi lì abbiamo con il difensore centrale che ha dato la palla dietro al portiere, lì è successo quello che insomma non deve succedere, però purtroppo anche soprattutto in queste categorie ci sono questi errori e l'abbiamo pagato come anche in passato, però poi subito abbiamo ripreso a giocare, abbiamo poi condotto la gara fino alla fine. Ho visto comunque una squadra che poi non si è abbattuta e questo per me è un segnale più che positivo. Adesso un piccolo retroscena, lei ha commentato, ha fatto un'ottima disamina sul primo gol subito, io ero sopra la sua postazione e appena il giocatore ha passato la palla in dito lei ha detto perché darla dietro, un po' si aspettava quest'errore e quindi un gol subito, l'avevate già magari preparato in settimana? No, cosa? no, questa è un'esperienza perché ripeto, abbiamo dato la palla, abbiamo messo fuori la palla perché l'avversario era a terra, la squadra avversaria ci ha ridato la palla, in quel momento il centrale non viene attaccato perché ci hanno restituito la palla, quindi poteva fare con la palla quello che voleva, poteva giocare avanti sul terzino, ha fatto la scelta secondo me sbagliata, perché lì ci siamo complicati la vita noi e quindi poi è nato il gol di loro e questo è proprio quello che non mi è piaciuto è l'inesperienza e noi dopo tutte queste partite dove siamo cresciuti, devo dire rispetto a prima, ancora paghiamo questi episodi e su questo ci stiamo lavorando. Oggi minuti in campo per Giuseppe Guzzo, come giudica la sua prestazione? Giuseppe è un ragazzo che è arrivato a dicembre, si è unito con noi nel gruppo, è un ragazzo che quest'anno è venuto per darci una mano, è un ragazzo che ha delle qualità, pian piano sta entrando nelle nostre idee ed è un ragazzo che sicuramente di qua alla fine del campionato darà il suo supporto. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita, match contro il Villabate, un campo complicato, anche passare forse dal sintetico meraviglioso del calcio Sicilia al campo in terra battuta. Le chiedo come la preparerà e se questo influenzerà effettivamente la sua preparazione. Ma guarda, credo che la partita più bella in assoluto di questo gruppo l'abbiamo fatta in un campo in terra battuta a Ciaculli, quindi questo non penso, siamo abituati ormai a giocare su tutti i campi, questo non mi preoccupa, la prepareremo come tutte le altre, incontreremo sicuramente una squadra che viene da una vittoria, quindi che cercherà di fare il risultato per risalire, ma noi in questo momento non ci possiamo più fermare. Il nostro obiettivo, come ho detto fin da subito, è mantenere la categoria, mantenere l'elite che abbiamo conquistato meritatamente l'anno scorso, manca secondo me poco a conquistarla e quindi in questo momento possiamo anche pensare, perché no, a cercare di riuscire a prendere un posto nei playoff e se vogliamo, ho detto ai ragazzi, se ci vogliamo togliere questa altra soddisfazione, oltre a quello di mantenere la categoria, dobbiamo ormai vincere in tutti i campi. Devo dire che noi sicuramente ci manca qualche punto dell'andata, però ti posso dire che i ragazzi si sono fatti valere in tutti i campi, abbiamo perso partite soltanto di misura.
partita dove abbiamo sofferto nel primo tempo, abbiamo sofferto parecchio perché siamo partiti male, abbiamo trovato delle difficoltà a contrastare soprattutto negli ultimi 20 metri, 30 metri gli avversari con i loro inserimenti e i nostri avversari. Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa vincente sfida tra Futsal Emiri e Palermo Futsal Club. Ricordiamo sempre che il cronometro inizierà a scorrere nel momento in cui ci sarà il primo tocco di questo secondo tempo, dunque dopo il fischio del direttore di gara che arriva adesso, e dunque inizia il secondo tempo tra Futsal Emiri e Palermo Futsal Club. Di Gregorio, intanto il quintetto rosanero è stato confermato in parte, perché vediamo nuovamente dal primo Vivarelli, La Fiura e Catania, però a completare c'è Gabriele Cirafici e non è Lorenzo Chinnici. Posizione. Vivarelli, d'altra parte invece Gioeli, Di Gregorio, Bonanno, Iacona e Trepali, sempre Arcilesi. Non riculiamo. Questo a completare anche il quintetto di Mister Gritto. Occhio per l'imbucata. Lotta uscire, Andrea. Catania lascia lì il pallone, Cirafici cerca un'imbucata brutta, però in questo caso nessuno dei compagni aveva seguito il suo passaggio. Bonanno, Di Gregorio, Bonanno larga su Iacona, sempre Bonanno che cerca il compagno, poi palla ancora in mezzo, poi la deviazione di Cirafici che stava quasi per beffare anche Morano, ma si riparte sempre con Cirafici. Sterzata, Catania, Vivarelli, palla di ritorno per Catania che prova il dribbling, non si passa però dalle parti di Roberto Bonanno. Vivarelli, quello spazio, poi Catania sul sinistro, parecchia dalle parti di Cirafici, accorcia La Fiura, non viene servito però. Catania ancora in mezzo, Catania per Vivarelli, palla ancora su Catania, La Fiura, buon qui calcia col sinistro. Arcesi è molto bravo, ma grande azione da parte dei rosanero. Poi è rimasto a terra Arcilesi. Adesso fortunatamente si è rialzato il portiere dopo 2 minuti. Una buona azione da parte della squadra allenata da mister Punzina quest'oggi, con Catania che aveva servito molto bene La Fiura, ma che non è stato bravo nel trovare l'angolo giusto. Bonanno, Gioeli chiama la pressione Vivarelli, poi lascia scorrere su Arcilesi che doveva tirare in campo. Dunque Catania per Vivarelli che calcia male, qui smorza la conclusione e si riparte rapidamente con Arcilesi che però sbaglia il tocco e regala tutto alla Fiura. Cirafici, Vivarelli può rientrare, le finte, Vivarelli si appoggia, La Fiura, buon lavoro, La Fiura! Bonanno chiude qui ancora una volta, un buon lavoro da parte del capitano che però non trova la porta. Nel frattempo pallone in movimento, dunque si ripete con Bonanno che scarica e duetta con Iacona. Di Gregorio, Bonanno, Di Gregorio cerca di tenere lì il pallone, Bonanno, Gioeli, sempre Di Gregorio, uno dei più cercati quest'oggi degli azzurri. Bonanno, palla di ritorno, Bonanno si autolancia sulla fascia, poi cerca un pallone sul secondo palo, Gioeli era già pronto ad intervenire, buona qui la chiusura però dei rosanero. Sarà quindi calcio d'angolo, chiama uno schema padrone di casa, vai il tocco, La Fiura nasconde il pallone, poi Catania, Catania non trova nessuno, trova adesso La Fiura, poi ritorna Iacona, ma si ritorna dalle parti di Catania. Vivarelli con il destro, La Fiura, Cirafici,
Esce di rigore in pressione, poi Catania vuole imbucare, forse ci pensi un attimo, poi scarica. Vivarelli vuole il sinistro, esce, palla sulla Fiura, poi Cirafici di prima, Catania qui ottimo Bonanno, perché se il pallone fosse passato probabilmente Catania avrebbe servito Vivarelli in mezzo. Sarà quindi rimessa dal fondo per il Futsal Emiri. Catania chiedeva forse un calcio d'angolo probabilmente, ma... E in mezzo va, Tigre, in mezzo. Bonanno, minuto 35 di gioco di Gregorio. Poi l'anticipo di Catania molto bravo, la Fiura, non si capiscono i due, ripartono, poi scivola nel frattempo Iacona, Gioeli, è un 3 contro 2, palla su Di Gregorio, prova a rientrare sul destro, poi invece torna saggiamente dietro da Bonanno che cerca un'imbucata, forse poteva anche concludere un giocatore come Bonanno da lì, ha cercato invece un passaggio a tagliare la difesa rosanero, ma non è riuscito. Vivarelli, Catania, Cirafici, la Fiura, palla ancora per Cirafici con Bonanno che chiude bene ancora una volta di fisico, intanto dentro Iacona, fuori l'altro Iacona, dentro David, fuori Kevin invece Di Gregorio, Iacona per Bonanno, passaggio killer, la Fiora ringrazia, poi Bonanno lotta, Catania può allargare, salta l'uomo, Catania nasconde il pallone, qui perde forse un po' troppi tempi di gioco Ciccio Catania. Cirafici, Catania, Vivarelli, scarica su Catania ancora una volta per Vivarelli, vuole il destro, poi viene fermato da Iacone, si riparte con Bonanno ma lo tiene Vivarelli, dunque calcio di punizione. Si lamenta anche Capitan La Fiura che dice ai compagni di scaricare maggiormente il pallone su di lui. Bonanno, qui errore da parte di Catania, palla che passa a Gioeli, poi Morana tocca il pallone quel poco che basta per non permettere al suo avversario di arrivare sul pallone. Poi La Fiura cerca invece il tiro. E perché non ci manda glielo perdi? Oh, la palla dovete prendere voi però. Sarà invece rimessa a terra per gli Emiri con Palermo Futsal Club che invece aveva l'astuzia battuto rapidamente, ma non era di rosanero quella palla. Può rientrare la Fiura, lotta e riesce a recuperare anche il pallone. Poi la rimessa questa volta è rosanero con la Fiura per Catania, c'è sulla posizione di Cirafici, Catania vuole il destro, si appoggia per la Fiura, palla troppo profonda però. La voleva maggiormente nei piedi qui Capitan La Fiora, non si è capito con Francesco Catania che invece ha tentato maggiormente la profondità. Bonanno, Iacona, Di Gregorio, nuovamente su Iacona, poi Di Gregorio, la carezza la sfera, poi sbaglia il tutto, la Fiora e Arcinesi, bravissimo qui a mettere in calcio d'angolo, buona la conclusione di Capitan Vito La Fiora. Sarà quindi corner con Catania sul punto di battuta fuori dalla rigore, vediamo La Fiora ma anche Viarelli e Cirafici. La Fiora, Vivarelli, vuole il sinistro, calcia e Iacona la leva probabilmente dall'incrocio dei pali, la traiettoria sembrava finire lì. Sarà ancora calcio d'angolo con Catania che alza per Vivarelli che non la tocca, poi La Fiora, le finte, La Fiora col sinistro, Bonanno prende anche questa, che partita di Roberto Bonanno. E vai dietro. La Fiora cerca centralmente Catania, poi Bonanno si aiuta un po' troppo con le braccia, calcio di punizione, rimasto giù. E adesso sarà calcio di punizione, vediamo se ci sarà un altro schema o magari un tiro. Frattempo fuori Catania, dentro Scozzari. Tiro lì. C'è Luca. Io me. C'è Luca. Adesso vediamo se La Fiora cercherà la porta o magari uno schema con Viorelli che potrebbe ricevere questo pallone. Lo vediamo sotto la nostra postazione.
La Fiora vuole piazzarla, la tocca Arcilesi, poi Vivarelli scontra ancora una volta con Bonanno che è la meglio. Bonanno, quasi fisico, Vivarelli ma sbaglia, però li salta tutti. Nel frattempo è rimasto giù Vivarelli. Rimasto giù qui Luca Vivarelli, è andato a cercare da dietro il contrasto con Bonanno, poi però ha preso un po' la peggio in realtà. Vediamo se lascerà il campo Luca Vivarelli o se invece al momento sembrerebbe però non riscaldarsi nessuno, dunque si è rialzato, invece no, perché Billitteri è pronto all'ingresso, dunque dentro Billitteri, fuori Luca Vivarelli. Sono gli stessi cambi del primo tempo, con Catania e Vivarelli che hanno giocato i primi 9 minuti di gioco, poi Scozzeri e Billitteri a subentrare. Poi Cirafici restituisce il pallone. Bonanno di Gregorio. Cerca il tocco sul compagno, non è buono qui l'aggancio di Gioeli. Palla infatti in rimessa laterale con Cirafici. Scozzeri allarga per Billitteri, cerca il tocco su Cirafici, non è però dei migliori, non si sono capiti due, dunque palla in rimessa laterale per gli Emiri che battono rapidamente. Nel tempo c'è un altro ingresso con Picone che subentra di Gregorio. Bonanno, tutti i minuti in campo, tutti 41 minuti per Roberto Bonanno oggi. Sbaglia qui Billitteri l'anticipo, poi Gioeli con la punta, calcia male però. Vai al secondo veloce. Sarà rimessa dal fondo con Morana, non c'è fretta di battere, lo fa adesso per Scozzari, vicino a lui Billitteri, ma a largo c'è anche Cirafici. Porta un pochino di pressione quando riceve, Cirafici alle parti di Ninni Scozzari, c'è l'inserimento di Billitteri, non viene servito, poi dall'altra parte Cirafici, ma centrale per Scozzari, non era una palla sbagliata questa. Bonanno era pronto a ribattere in porta, ma sono salvati i due. Bonanno intanto. Poi scivola qui Iacona, pressione di Billitteri, riesce comunque a passare Iacona, anzi Picone molto bravo qui. Poi lo insegue sempre Billitteri e con il raddoppio di Cirafici è stato recuperato questo pallone, dunque si riparte con Ninni Scozzeri. Cirafici cercava uno spiraglio per i compagni, trova Scozzari di prima, sbaglia, il tocco troppo superficiale qui il numero 70, poi si salva perché il pallone ha già terminato in out. Tutto fischia a favore mio. Stringilo! Stringi Santoro! Cirafici. Porta pressione! Scozzari sempre per Cirafici, poi Bonanno chiude anche questo pallone, c'è l'inserimento di Gioeli, Bonanno, battuto solo Bonanno, cerca il primo palo, trova però l'opposizione di Morana, poi Scozzari rischia tanto su questo pallone, con il tacco esce per Cirafici, però palla regalata direttamente in calcio d'angolo. Bonanno, conclusione fortissima, prende in pieno il suo compagno, poi Billitteri respinge dopo la ribattuta di Morana, salta l'uomo, Billitteri, nel frattempo è entrato anche Gabriele Gennaro al posto di Vito La Fiora. Billitteri per Gennaro, va di ritorno, Billitteri, la parata Billitteri ancora, e adesso si sta scatenando anche il nuovo arrivo. Billitteri qua è entrato benissimo in questo secondo tempo, l'ho fatto vedere con questa occasione. Poi Cirafici torna. Scozzari
Gioeli allarga dalle parti di Iacona, poi Morana con esperienza porta il suo avversario direttamente sull'esterno, invece è rientrato in campo anche Chinnici per Cirafici. Ha fatto buoni 14 minuti. Bravo Devi. Ora sulla linea. Chinnici Calma. Di fianco. per Scozzari che vuole il dribbling, scarica su Gennaro, si gira male però e riparte ancora Bonanno che poi prova la sterzata, Gennaro riesce a fermarlo, poi Gioeli ancora alza il pallone, poi Morana forse con la faccia addirittura per negargli il gol, e poi Gennaro lotta contro Gioeli e viene fischiato anche un calcio di punizione, poi gli animi si accendono anche un po' inutilmente, è una gara al momento molto tranquilla. Nel frattempo viene chiamato un piccolo time out. Bonni, vieni. Una gara che al momento sta vedendo il risultato di 1-1. Sempre 1-1 il risultato per chi si fosse interessato in questo istante, secondo gli sportivi, ma siamo sicuri che ci state seguendo fin dalle prime battute di questo match. Minuto 46, gara aperta a tutti i risultati, lo dicevamo anche all'inizio. Al momento 1-1. Robby. Va. E si riparte con questo calcio di punizione, dunque fallo da parte di Gennaro e dunque calcio di punizione con Roberto Bonanno che andrà probabilmente in porta, ma vediamo se calcerà perché è abbastanza defilato anche per un destro, ma vedere come lui può fare questo e altro. Intanto va Bonanno di potenza, c'è tanta potenza, poca precisione però, con Morana che riprende il pallone proprio lì dietro la porta e scarica su Scozzari. Chinnici, Scozzari, le finte, salta l'uomo nettamente, Scozzari ancora e poi Iacona mette in rimessa laterale con l'aiuto di Bonanno. Sempre Scozzari, Billitteri cerca il passaggio su Chinnici ma poi non lo serve invece Scozzari, destro-sinistro, Scozzari con Gioeli, poi allontana Iacona. Non uscire Andrea. Rimani qua. Lascia lì il pallone Morana direttamente su Chinnici, ecco ancora nuovamente Morana e dunque Chinnici. 2-2 ci stiamo mettendo. Imbucata, bravo. Gioeli la tocca, Chinnici, Scozzari. No, Andri. Occhio se si tocca. Billitteri. Ancora. Poi Scozzari. Billitteri ancora una volta porta due avversari a spasso, poi si appoggia su Chinnici, le finte, salta l'uomo ma poi Piccone fa un buon lavoro. Le rimessa rosanero con Chinnici che con l'esterno trova Billitteri, c'è il largo Scozzari, servito adesso. Di fianco. Chinnici, Billitteri, Scozzari, sempre Billitteri, Chinnici. Le finte di Chinnici, buona qui la sua giocata, poi ancora una volta passa, subisce anche un fallo in opposizione da parte di Piccone, dunque calcio di punizione per il Palermo Futsal Club. Sul punto di battuta vediamo Chinnici, ma ci immaginiamo uno schema. Mancano 11 minuti alla fine di questa partita, non manca molto.
Chinnici sta guardando i compagni attentamente. Chinnici per Gennaro che calcia, Arcilesi mette il piede e salva tutto. Qui buono lo schema dei rosanero. Si salva però il portiere che sta giocando una grande partita. Diversi interventi abbastanza importanti per lui. Scozzari alza per Chinnici che impatta, la tocca invece Gennaro che la leva dalla porta. Poi c'era anche Arcilesi in direzione, ma bisognerebbe capire. Intanto Gennaro è molto bravo qui per chi fa toccare il pallone direttamente su Bonanno e dunque guadagna una rimessa laterale. Chinnici, Scozzari, le finte di Scozzari, poi si appoggia su Chinnici, finta e controfinta, vuole l'imboccata per Gennaro, ancora Arcilesi, che parata, poi Bonanno in mezzo a due, riesce a passare Gennaro, ma si continua, tutto ok. Billiteri, centrale per Gennaro, si gira, attacco per Billiteri, poi trova la punta di Iacona che allontana, ma sta cercando tanto la squadra Gennaro adesso. Anche Billiteri in salita quanto riguarda la sua prestazione. Chinnici, c'è largo Billiteri, va da Scozzari di prima, ancora Chinnici, Scozzari cerca l'imbucata ma sbaglia due volte, il rimpallo lo favorisce. Chinnici, c'è il taglio di Billiteri, non lo serve, Scozzari salta l'uomo, poi si ferma, guadagna un calcio di punizione, fallo di Gioeli. Ancora Chinnici sul punto di battuta per cercare di capire quanti falli sono stati commessi. Sempre però si allontana Chinnici, va Gennaro e quindi da qui forse Gennaro potrebbe cercare anche la conclusione, perché anche se in realtà larghi ci sono sia Chinnici al centro che ancora più largo Billiteri. Gennaro, schema, Billiteri, vuole la velocità sterzata, molto veloce, si appoggia per Chinnici, lascia lì il pallone. Gennaro vuole ancora il tocco sui compagni. Chinnici non vede però nessun compagno messo bene, torna da Gennaro, stacco e poi fallo di Bonanno, fallo su Gennaro, dunque calcio di punizione. Continuano questi falli per Fussalimini con il Palermo Futsal Club che se li sta guadagnando un po' tutti. Frattempo dentro Mattia Mazzone, fuori Ninni Scozzari. Questo è il cambio di Mister Punzina, che ha deciso quindi di cambiare qualcosa che probabilmente non sta funzionando oggi. Dovrebbe essere il quinto fallo per la squadra rosanero, dunque 5 falli subiti. Dal prossimo sarà tiro libero, ricordiamo. Chinnici, schema Mazzone, sempre Chinnici, allarga per Gennaro che prova la conclusione, poi si ferma Gennaro ancora, tanta potenza ma non trova la precisione, soltanto esterno della rete. Arcilesi va lungo, Gioeli la mette giù con il petto, poi punta la porta e cerca la conclusione di Mazzone, la tocca, palla che passa e poi Iacona anticipa anche Morano ma non trova la porta. 53 di gioco, mancano 7 minuti. Non vale più fallo. Chinnici vuole il taglio di Billiteri, non arriva. Arriva adesso il tocco su Mazzone. Scarica su Chinnici e poi si inserisce Billiteri. C'è Gennaro centrale di prima, molto bene. Chinnici può rientrare, vuole trovare Gennaro, poi cerca l'imbucata ma sbaglia. Gioeli con il tacco per il Picone che cerca il dribbling ancora sulla fascia, poi cerca traversone. Gioeli aveva anticipato molto bene qui con questa giocata, ma non è stato bravo invece ad impattare il pallone. Buono l'anticipo, meno invece l'impatto. Chinnici allarga da Mazzone, c'è Billiteri centrale adesso, prova sempre Chinnici, Billiteri non c'è fretta,
per la giocata, vuole pensare Gennaro, mezzo a 2, non riesce a trovare il fallo, poi Bonanno si lancia ancora Bonanno, ancora saltato di Bonanno, palla che non passa e termina anche fuori con l'intervento di Gennaro, ma Bonanno sta per fare un gol incredibile, salvato praticamente sulla linea. Occasione ghiottissima per gli Emiri, poi Iacona calcia fuori. Morana fa subito ripartire Billitteri. Vediamo se ci sarà spazio per la Fiura. Non lo vediamo al momento, però, nemmeno alzato in panchina. Chinnici, Mazzone. Chinnici. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Manca veramente sempre meno. Chinnici, buono qui il suo lavoro. Poi Gioeli, molto bravo a contrastare. Mazzone. Chinnici. Mezza a 3, maglia azzurra. Chinnici, che magia ancora una volta. Poi allarga per Gennaro, poi scivola l'avversario. Gennaro lotta con il fisico. Voleva poi batte rapidamente per Chinnici, però l'ultimo tocco è stato proprio di Gennaro. Andrea, vieni a cambio con lui, veloce. Per fuori Gioli dentro Di Franco. Bonanno per Arcilesi che va lungo. C'è Chinnici dietro che la tocca di testa con Di Franco pronto a intervenire. Poi Mazzone non la tiene in campo, allarga Chinnici, salva tutto, è un 2 contro 1, c'è Gennaro, la aggancia Gennaro, palla ancora in mezzo, Chinnici! Funziona perfettamente l'asse Gennaro-Chinnici, si sono cercati tante volte questa partita, ci riescono adesso al minuto 56, 2-1 il risultato per il Palermo Futsal Club. Una palla che ha baciato il palo, quella di Lorenzo Chinnici sull'assist meraviglioso di Gennaro, fa 1-2. Adesso manca poco, 3 minuti e mezzo, ma la gara è veramente apertissima. Bonanno intanto, Iacona. Poi sbaglia il tocco qui di Franco per Di Gregorio, ha cercato questo tocco che non è stato però dei migliori, qui rischia tanto Chinnici dalle parti di Mazzone, sempre Chinnici che ubriaca il suo avversario, poi la tocca Di Gregorio, non c'è tocco con il braccio, si continua, Bonanno lotta con Gennaro, riesce anche a passare Gennaro, poi Bonanno, ma si continua, non c'è fallo, Gennaro da terra, lotta in mezzo a 2, però commette anche fallo. Nel frattempo è ritornato in campo anche Francesco Catania al posto di Billitteri. Dunque si concluderà probabilmente con Gennaro, Chinnici, Catania e Mazzone, e chiaramente Morana tra i pali. Di Franco, palla ancora di ritorno per Bonanno, la tocca Mazzone, poi Gennaro in mezzo a 2, si gira benissimo, Gennaro, magia, poi la tocca Iacone, salva tutto, ma stava per fare una giocata incredibile che abbia Gennaro, che poi chiama anche il cambio. Chinnici, Mazzone, sempre per Lorenzo Chinnici. Nel frattempo si dovrebbe essere alzato dalla panchina la Fiura, infatti così è stato, perché entrerà per Gennaro. Intanto Chinnici, Gennaro spalla alla porta, è un po' stanco ma riesce comunque a trovare ancora un altro passaggio per Mazzone. Ultima deviazione però è di Bonanno e dunque rimessa la testa. Fuori Gennaro, dentro la Fiura. La Fiura, terra Mazzone, palla di Catania per la Fiura, poi Chinnici, c'è l'inserimento, Mazzone ancora in mezzo, cercare il tocco verso Chinnici che però non è arrivato sul pallone, voleva probabilmente una palla a secondo palo, poi Morana rischia ancora tanto, palla al piede e regala una rimessa laterale. Qui Mazzone, se avesse alzato la testa probabilmente avrebbe visto Catania solo sul secondo palo, poi Bonanno, anche Mister Gritto non è d'accordo con questo tiro da fuori di Bonanno, era molto complicato effettivamente anche per un giocatore come lui. Tanto manca soltanto 60 secondi, un giro d'orologio per questo fine match, ma c'è anche un time out che è stato chiesto durante la gara, quindi anche 2 minuti in realtà mancano. Qui sbaglia intanto la Fiora, palla regalata direttamente a Futsal Emiri che possono ripartire con Bonanno.
non lo pressa Catania, ci va adesso, poi la tocca ancora Catania, sempre rimessa, allunga per Iacona che qui sbaglia l'aggancio, difesa non perfetta dei rosanero adesso, la Fiora, c'è Mazzone largo, non lo serve Vito La Fiora, va dall'altra parte, va da Ciccio Catania, che non è mai un'idea cattiva andare da lui. La Fiora, Chinnici, Catania di prima sbaglia tutto, adesso è un 2 contro 1, c'è soltanto Chinnici, mi è saltato Bonanno! Ed è 2-2, trova anche il palo, poi la testa di Morana, 2-2 il risultato al minuto 60 di gioco. La Fiora sconsolato sul pallone. 2 minuti di recupero, quindi al minuto 62 terminerà questa partita. È un momento negativo per ora per i rosanero. Dopo la sconfitta contro il No Camp Capaci erano chiamati a una risposta. La risposta che però non è arrivata oggi. No, però no. Te lo dico io qua. Quando è laterale. Chinnici, dove il tocco di La Fiora. Mazzone. Ora qua, vicino a tu. La Fiora, poi Bonanno ancora. Fa un grande intervento. La Fiora per Mazzone che calcia. Deviazione, calcio d'angolo, ha fatto bene qui per Provaci 17. In mezzo. Chinnici, Arcilesi, perfetto in presa bassa, apre le gambe e mette il pallone in calcio d'angolo, grande parata, La Fiora intanto, Chinnici, si continua. Catania, appoggio per La Fiora, non si sono capiti ancora i due. Di Gregorio, Bonanno, lascia scorrere, poi si allunga il pallone. Bonanno apre sul compagno che calcia, Morana respinge, poi Di Franco calva tutto e poi esterno della rete. Qui Catania ha salvato veramente un gol, è stata vicinissima al vantaggio e alla vittoria il Futsal Emiri. Chinnici, Mazzone cerca il passaggio sulla Fiora che non passa. Pressione di Franco su Chinnici, esce bene il 10 che può appoggiarsi sulla Fiora, fa tutto solo, apre per Catania che rientra, Catania e non trova la porta, questione veramente di centimetri vicino al gol il Palermo Futsal Club. Bonanno apre lunghissimo per Gioele, poi Morana non la tocca e batte subito su Chinnici. È finita la partita. Poi cambia tutto per La Fiora, palla troppo lunga e poi va bene così, finisce la partita 2-2 tra Futsal Emiri e Palermo Futsal Club. Finisce dunque con questo risultato, questa bellissima gara molto equilibrata fin dal primo minuto. Ma intanto vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia in questa diretta. Un saluto da Marco Genduso di Sportisili e alla prossima.